La Masullo ha ottenuto 6 vittorie in occasione dei campionati assoluti, dal 78 all'85. Soltanto l'anno scorso la Ferrian ha interrotto la serie dei successi della Masullo, che conta di aggiungere un'altra vittoria nel suo carnet. Ma ecco la composizione di questa finale. In prima corsia la Valente della Pro Sesto Atletesa, 23,66 quest'anno. In quinta corsia dal Bianco, 24,26 della Fiamma Schledense di Vicenza. E in sesta Marisa Masullo, primatista italiana, con 22,88, risultato ottenuto nell'84 a Verona, e favorita indubbiamente in questa finale. In settima corsia c'è la Masironi dell'Atletica Cooperativo Lugo di Ravenna, in ottava la Sinico del Custo Roma. Cerne la storia di questa specialità. Diciamo che il maggior numero di vittorie è stato ottenuto da Chiusi Leone, vincitrice 9 volte dal 52 al 60, poi 6 vittorie alla Masullo, poi 5 vittorie alla Govoni, 4 vittorie alla Cattaneo, 3 la Nappi e la Bottiglieri. Quindi ripetiamo, da seguire in terza la Angozzi e in sesta la Masullo. Verosimilmente queste sono le due protagoniste, dovrebbero essere in questa finale. Ecco, in questo momento la Masullo subito prende il previsto vantaggio. In sesta corsia la vediamo già presentarsi in testa sull'addirittura d'arrivo, poi in terza corsia vediamo la Angozzi che impegna però strenuamente la Masullo. La Masullo ancora riesce a mantenere il vantaggio, la aumenta nel tratto finale. La Angozzi è seconda ed è poi al terzo posto, dovrebbe essere la settima Italia Marisa Masullo. Il risultato 23,70, 23,70. Un po' dalla serata piuttosto umida. Seconda è la Angozzi, terza la Dal Bianco. Ripetiamo quindi, adesso dovremo vedere l'epilogo di questa gara. Pienamente rispettato quindi il pronostico. Ecco, rivediamo. Devo dire che a 50 metri dall'arrivo l'Angozzi aveva dato anche la sensazione di poter inquietare il successo della Masullo, che invece ha avuto un'impennata d'orgoglio e ha ristabilito la gerarchia, e per il terzo posto dovrebbe averla spuntata Dal Bianco nei confronti della Biagio. Ecco, adesso rivediamo l'arrivo da posizione frontale, anche se le immagini mi pare che siano limpidissime, ed è a questo punto che l'Angozzi aveva dato la sensazione appunto di poter insidiare il successo della Masullo, che invece si è dimostrato nettissimo